Massimo Cataruzzi, presidente di Villa Condulmer e presidente del comitato regionale Veneto della Federgolf. Anche grazie a lui c'è questa trasmissione di A Tutto Golf che sta andando benissimo, mi dicono, e che potete seguire tutte le settimane al giovedì e in replica nei giorni successivi. Ecco Massimo, con te vorrei fare un discorso più globale, più ampio, però partendo dal ricordare Ugo Scaffa, per il quale è stata organizzata questa riuscitissima Pro-Am. Ugo Scaffa, a parte che è stato il mio maestro, se n'è andato 8 anni fa, però per noi del circolo di Villa Condulmer resta sempre un punto di riferimento. Lo ricordiamo sempre, molto spesso non solo i soci anziani ma anche quelli meno anziani ricordano le sue battute, un po' in romanesco, un po' anche così, un po' flemmatiche, tutto sommato, che davano proprio il segnale dell'uomo e della sua grande comunicatività. Quindi la Pro-Am fatta in ricordo di Ugo, a parte un momento estremamente simpatico per incontrarci, per calpestare le buche da golf, è anche un momento per così, ricordare un uomo simpatico, apprezzato e amato da tutti nel circolo e credo anche nel mondo dei professionisti. Sì, era anche un grande maestro, non dimentichiamolo. E ha tirato su parecchi giocatori bravi come te, però ultimamente al golf hai un pochettino lasciato perdere, no? Diciamo che io sono ancora, però ho fatto come Ugo, ho abbandonato un po', diciamo provvisoriamente, dai. Tanto volevo cogliere l'occasione anche per farti i complimenti. Io non avrei mai creduto che Villa Condulmer potesse diventare un campo di prima categoria, davvero un campo eccellente. Oggi tutti i professionisti ne sono stati entusiasti. Questo mi fa molto piacere perché gli sforzi che abbiamo fatto noi del Consiglio, e in particolare li ringrazio tutti perché si sono impegnati tutti in maniera veramente eccezionale, hanno e stanno dando i risultati sperati. Abbiamo un campo da golf molto bello, tenuto in maniera splendida, quindi complimenti a tutti, vuol dire che se si ha voglia di lavorare le cose riescono. Tocchiamo un tasto un po' più dolente, il golf in Italia non riesce a prendere il volo, perché? Il golf in Italia, adesso non so, gli ultimi risultati per esempio del tesseramento libero danno dei segnali estremamente positivi, ho i dati che porteremo al prossimo Consiglio della federazione dove si parla già di un incremento comunque attorno al 20%, quindi non è male. Dobbiamo lavorare ancora, ancora ci sono troppi limiti, troppi paletti che vengono messi per questo sport. Credo che comunque il golf debba e prenderà sicuramente un avvio importante in Italia, sia con questa operazione tesseramento libero che con la voglia dei presidenti di farlo crescere. Quali sono questi paletti, Massimo? I paletti nascono dal numero, per esempio, dalla possibilità di alcuni circoli importanti di non poter fare soci nuovi. Uno degli esempi, per esempio, siamo noi. Noi abbiamo dei limiti strutturali per cui possiamo ricambiare i soci che piano piano per questioni di età o non riescono più a iscriversi l'anno successivo con dei soci nuovi, ma pensare di fare il 20, il 30% di incremento è assolutamente per il momento impensabile. Mancano gli spazi, mancano anche in termini di struttura la possibilità di ricevere queste persone. Altri circoli invece hanno la possibilità di farlo, però per motivi magari di distanze dai centri abitati piuttosto che dai punti di riferimento principali non hanno le possibilità di entratura che abbiamo noi in questa zona. Quindi diamo spazio ai campi pratica che sono, lo continuo a ripetere, un nostro grande polmone, io ci credo, e diamo spazio a tutti quei circoli che intendono veramente incrementare il numero dei soci. Qualcuno, non è il caso tuo, non è che curi troppo il suo orticello e non veda al di là del confine? Ma non lo so, non credo. Io credo che ormai nessun presidente di circolo e nessun consiglio pensi alla poltrona. Ormai tutti sono orientati, poi ovviamente chi più e chi meno, però tutti sono orientati a incrementare, perché al di là
del far salire le quote, che peggiorerebbe ulteriormente la situazione, io credo che sia invece nel numero dei soci che si deve ritrovare, dei soci, degli appassionati, dei neofiti, delle famiglie, dei giovani, che si devono trovare gli spunti per incrementare, non certamente aumentando il valore della quota.